Perché questa targa? Questa targa è per ricordare Andrea Camilleri, il centenario della nascita. E come abbiamo ricordato prima in chiesa, padre sentiva i tamburi, quindi abbiamo onorato la memoria di Camilleri con San Calogero e tamburi in modo tale da ricordarlo nel migliore dei modi. Sindaco, ricevere questa targa. Oggi è il centenario esatto di Andrea Camilleri. Andrea Camilleri ha dichiarato di essere ateo, ma come è scritto qua, nel suo paradiso deserto esisteva solo San Calogero. Infatti quando è nato il padre l'ha votato a San Calogero. La sua fede nei confronti di San Calogero è rimasta fino alla fine. Oggi noi rendiamo omaggio a San Calogero e alla nascita dei 100 anni di Andrea Camilleri. Grazie al comitato di San Calogero, grazie a tutti coloro che si sono spesi per questa manifestazione e ti pediamo lo ascoltiamo e viva San Calogero! Lei qualcosa fa parte del comitato? Noi stiamo consegnando questa targa al sindaco, che è il primo cittadino e lui sa dove posizionarla. Da Carmina, ex sindaco di Porto Empedocle, a questo evento, una battuta. Non potevo mancare a fare gli auguri ad Andrea Camilleri e a dire viva San Calò sotto il suo balcone, perché qualunque manifestazione spostino altrove, il cuore di Andrea Camilleri a Porto Empedocle, il suo grande rimpianto che questa vera Vigata non fosse valorizzata come altre. Noi faremo di tutto perché l'estremo desiderio di Andrea Camilleri venga realizzato. Viva Porto Empedocle, viva Marina e viva San Calò! Sindaco, cosa faranno per Porto Empedocle? Cosa farete insomma? State avviando una serie di iniziative per il centenario, già iniziata con una 3 giorni e proprio oggi ci sarà la terza giornata. Lei, come lei sa, già il giorno 2 sono iniziati alcuni incontri, alcuni dibattiti. Sarà un programma, come è stato detto in precedenza, che durerà fino al 28 di novembre. Cercheremo di fare in modo che la gente venga a Porto Empedocle non soltanto dal punto di vista culinario importante, ma anche dal punto di vista culturale. Camilleri rappresenta un bene culturale ormai patrimonio dell'umanità. Vorremmo che la gente venisse e verrà sicuramente a Porto Empedocle in questi 2 mesi che vedranno una serie di manifestazioni. Ci auguriamo che la città risponda, la gente risponda. Siamo, come dire, felici che anche il fondo Andrea Camilleri si è impegnato nella realizzazione di queste manifestazioni. Grazie a tutti e buon San Calogero a tutti.